sono state impiccate le persone. Questa macchia non viene via in nessun modo, no, per cui loro 3 si mettono lì e iniziano a pulire, 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 pulire. A un certo punto Rudolf Hess, che era dice Sper fuori di testa, butta via la scopa e, inizia a salutare la macchia con il gesto del saluto nazista. Scena assolutamente surreale, ma, io forse non sono riuscito a rendere con le parole il la stranezza e anche l'effetto shock di questa pagina, che sembra, condensare l'orrore e l'insensatezza di anche come dire, l'essere l'eccezionalità di quello che è accaduto durante la seconda guerra mondiale, l'olocausto e così via. Perché Rudolf Hess, ancora, ehm, pieno di delle dottrine naziste che nel suo caso erano complicate dall'esoterismo, appunto fa questo gesto che è assolutamente insensato, appunto di salutare con un cenno nazista con una macchia sulla terreno della palestra dove sono stati impiccati gli altri gerarchi. Adesso passiamo oltre, abbiamo parlato di potere, abbiamo parlato di impiccagioni, di potenti, ex potenti, adesso passiamo a un argomento ancora più tragico, no scherzo, a un argomento un pochino più, ehm leggero, si fa per dire, perché, allora, volevo segnalarvi un paio di cose che secondo me meritano